Sarebbe con tutta probabilità questa carcassa di animale, presumibilmente un cinghiale, ad aver causato la morte di Emanuele Spada, 55enne viticoltore delle colline UNESCO. Sulla dinamica dell'accaduto stanno operando i tecnici dello Spisal per quello che tecnicamente sarebbe stato un incidente sul lavoro. L'uomo verso le 19 di sabato sarebbe salito tra le sue vigne lungo la strada Torte nella zona più alta a nord di Guia. Poi si sarebbe messo alla guida del suo escavatore, normalmente utilizzato per la manutenzione dei ciglioni, e si sarebbe recato in questo punto a ridosso della boscaglia per scavare questa buca. Infine avrebbe legato la carcassa alla benna per calarla all'interno del foro, ma il peso dell'animale avrebbe sbilanciato il mezzo, che è precipitato lungo la riva dopo essere scivolato sul fondo del viottolo reso viscido dalla pioggia. L'uomo sarebbe rimasto schiacciato tra il posto guida e una ceppaia e nulla ha potuto fare la barra proteggi ribaltamento finita tra i rami. Così Emanuele Spada è rimasto per tutta la notte di sabato e gran parte della giornata di domenica, fino a quando la sorella Maricla, non vedendolo rientrare nella casa di famiglia ai confini di Guia e non riuscendo a contattarlo al telefono, verso le 18 si è recata fin quassù scoprendo la tragedia. Subito sul posto si sono recati i pompieri con i sanitari del SUEM che hanno potuto solo constatare il decesso dell'uomo. Emanuele Spada viene ricordato così da chi l'ha conosciuto. Una persona che faceva parte della compagnia, sai, una volta le compagnie si ritrovavano tutte insieme, andavano in giro a far festa, molto spiritoso, tranquillo e dopo non si sa, negli ultimi anni lo frequentavano molto meno, si era un po' forse rinchiuso nel suo mondo e quindi lo vedevamo poco insomma qui a girare.